Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Le indagini sulle estorsioni ai villaggi turistici del Soveratese, che ieri hanno portato all'arresto di 5 persone, hanno fatto emergere che l''ndrangheta imponeva mazzette a strutture tra le migliori dell'Iperclub, come il Sant'Andrea. Questo villaggio ha accolto anche ospiti illustri, tra cui, per ironia della sorte, il giornalista Marco Travaglio, che si è battuto sempre contro la mafia, l'eurodeputato Luigi De Magistris e il magistrato Ingroia, con la sua scorta, e altri ufficiali dei carabinieri. Il procuratore generale di Reggio Calabria, Salvatore Di Landro, è stato sentito ieri come parte offesa dal procuratore aggiunto di Catanzaro, Salvatore Murone, nelle indagini sulle intimidazioni subite. Di Landro avrebbe confermato la sua convinzione che ci sia un'unica mano all'origine degli attentati del 3 gennaio e del 26 agosto scorsi, ma anche del sabotaggio della sua automobile di servizio, e che gli episodi siano una reazione alla sua attività alla procura. Dopo 40 giorni di tira e molla e trattative estenuanti si è conclusa la crisi al comune di Reggio Calabria. A sancirlo lo stesso sindaco Raffa, che ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i partiti della maggioranza ed in particolare il PDL, l'UDC e il PRI, con l'esclusione di Noi Sud. In pratica la novità è stata solo il cambiamento di 2 assessori. Raffa ha ottenuto Capua come esterno e Gatto che subentra al posto dell'assessore Freno. La giunta regionale, presieduta dal governatore Scopelliti, nell'ultima seduta ha approvato un protocollo d'intesa tra la regione e la conferenza episcopale calabra per la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici. L'accordo prevede l'istituzione di un osservatorio e di un tavolo di lavoro per favorire la programmazione degli interventi. Nominato anche Davide Gravina, commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino. In una conferenza stampa ieri pomeriggio i rappresentanti della CGIL Cisle Will hanno fatto il punto sulla vertenza Datel, che riguarda il trasferimento di 80 dipendenti dal sito di Crotone a quello di Montaltuffugo dell'Abramo Customer Care. I sindacati hanno invocato l'intervento del governatore Giuseppe Scopelliti per intercedere nella soluzione della vertenza. I lavoratori hanno annunciato nuove forme di protesta. È stata riattivata stamani la linea ferroviaria tra Reggio Calabria Centrale e Villa San Giovanni. La circolazione era stata sospesa venerdì notte a causa del nubifragio che si era abbattuto sul Reggino, provocando l'allagamento delle stazioni di Reggio Calabria Centrale, Lido e Santa Caterina. Per garantire la mobilità durante il periodo dell'interruzione, Trenitalia ha istituito un servizio sostitutivo con autobus. Presentato ieri mattina il ricco cartellone del Diamante Peperoncino Festival 2010 che si svolgerà nella cittadina tirrenica da domani a domenica 12 settembre. Una kermesse principalmente gastronomica, ma non mancheranno convegni scientifici, cinema, satira, fotografia, teatro di strada e cabaret. Protagonista anche la satira di vignette sul ring. Sono stati diramati presso la sala congressi della Lega Nazionale Dilettanti Calabria i calendari dei campionati di eccellenza, promozione e prima categoria che prenderanno il via domenica prossima. Madrina dell'evento è stata Maria Perrusi, Miss Italia in carica. Alla cerimonia erano presenti tutti i rappresentanti delle 112 società, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Calabria, Saverio Miracchi, il presidente provinciale CONI, Toni Sgromo, ed il vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, Antonio Cosentino.